Radio Padania Libera, nuovamente in diretta, diamo subito la parola a Francesco Nosari e Tina Ghilardi. Vi ricordo, subito dopo di loro ci sarà in studio Alarico Zeni con Lombardia Amore mio, canzoni e poesie in milanese. Dalle 12 alle 13 invece Claudio Lipodio e Luigi Senatora condurranno una trasmissione dedicata all'Automobile Club Padania. Per intervenire con tutti questi conduttori il numero è sempre quello 02 66 20 35 29. E ora salutiamo sia Tina che Francesco. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, una buona Domenica delle Palme, in cui sta piovendo e quindi avremo una Pasqua di sole. Così ecco, questo non lo sapevo. Sì, si dice che piove o sull'uovo o sulle palme e quindi ovviamente l'altra è soleggiata. Queste sono cose che dicevano i nostri nonni, contadini, che vera o non vera, comunque questo era quello che dicevano. Bello, e non che lo sapevo. Di solito ci azzecca. Un abbraccio ai nostri ascoltatori, i nostri 4 gatti e ovviamente al gatto Gregorio che ci ascolta con grande attenzione sullo schermo nero su cui appaiono i cerchi che lo attirano tanto. Oggi è la Domenica delle Palme, quindi il momento della sublimazione, della realizzazione della missione di Gesù, che per noi cristiani è il figlio di Dio, comunque una persona, per chi non è cristiano, che cristiano non sia, una persona che resta coerente fino all'ultimo al suo insegnamento, al suo messaggio, un messaggio d'amore, un messaggio che ha inciso nella costruzione di quella che era stata, perché qui oggi balla un po' la civiltà europea, al quale una persona così mi chiedo come non si possa non voler bene. Ecco, questo è l'aspetto più forte, cioè è una persona che coerente fino all'ultimo, fino all'estremo sacrificio, ripeto anche per chi non sia credente, è una persona non solo da ammirare, ma alla quale voler bene, perché ci ha dato i principi, i valori, il senso di una civiltà che così com'era forse nella sua fase, in quella fase che si sta chiudendo, se ne dovrà aprire un'altra, ha inciso nella storia dell'umanità completamente, aprendo anche una porta significativa al trascendente, cioè collegando quella che è la legge mosaica a una, tra virgolette, legge, quella dell'amore, che consente di accedere all'idea di trascendente, nello stesso tempo irrora di trascendente la vita di tutti i giorni. Questo, la vita quindi anche quella regolata dalla legge, un tempo la legge mosaica, oggi un insieme che purtroppo forse non è più neanche ordinamento di legge, ordinamento giuridico. Questo un po' il quadro della Domenica delle Palme, e sotto l'aspetto della coerenza dirò che noi come popolo leghista siamo nei nostri errori, nelle cretinate che sono state fatte, negli errori clamorosi pur che sono stati commessi, la coerenza l'abbiamo sempre tenuta. La famiglia, il popolo, l'autonomia, il federalismo. Siamo ancora qui per realizzare, e sempre più vicini a realizzare almeno in parte quello che è stato un cammino iniziato nei primi anni '80, noi c'eravamo, e che ha le sue radici innanzitutto nella storia anche la più antica, ma per quanto riguarda i passaggi più vicini, da Carlo Cattaneo in poi, questo figlio di orefici bergamaschi della Val Brembana, della zona di Zogno, Vallese se non ricordo male, che per di più era un secondo cugino di mio nonno,
poi la cuginanza si è rinnovata con successivi matrimoni. Ora, per carità, nessuna voglia, nessuna intenzione di paragonare la vita l'esempio che si concluderà con la resurrezione, ricordiamocelo, di Gesù con quello con la vicenda del popolo leghista. Però il popolo leghista non è stato traditore come coloro che hanno tradito Gesù. È stato coerente alla sua maniera, con tanti errori, con tante deviazioni, però è stato coerente. È stato coerente e ha un caposaldo in questa coerenza. Un attaccamento completo, radicale al diritto naturale, quello che con efficace sintesi il nostro Matteo, e anche a lui un abbraccio e un augurio, ha definito buonsenso. In realtà non è buonsenso, è radicata convinzione, applicazione e pratica di quelli che sono principi e valori e senso che sono radicati nel cristianesimo. Perché la vicenda poi della Lega è una vicenda ed è un pensiero abbastanza semplice da capire. Fortissimo radicamento nel diritto naturale, osservazione che i paesi che hanno una struttura federale e i popoli che hanno una struttura federale hanno resistito meglio, hanno agito meglio rispetto agli altri, si sono gestiti meglio nell'attacco del totalitarismo burocratico finanziario e quindi una adesione, unico modo oggi efficace per resistere proprio a questo totalitarismo. In fondo, se si vuole illustrare il pensiero della Lega è questo, che è un pensiero di diritto naturale, cioè di buon senso, di pratica osservazione di quello che è. Mi chiedo come possa essere, a parte il tentativo di qualificarlo con dei termini che sono totalmente improponibili. Parliamo quando si parla di populismo, mi chiedo come si possa fare del concetto di popolo una categoria dell'intelletto, mi chiedo quello. Quando si parla di sovranismo vorrei capire, per questo attaccamento al diritto naturale, come si possa pensare che noi agiamo o possiamo pensare di essere al di sopra delle leggi. Noi vogliamo semplicemente realizzare quello che è scritto anche nella Costituzione, cioè la sovranità del popolo, cioè la sovranità spetta al popolo, che qui una delle due. Se si vuole contestare quello, allora significa che la sinistra e tutta quella gente che ci ha messo in queste condizioni, da 40 anni a questa parte, almeno dall'81 in poi, contesta la Costituzione. Poco da dire, poco da raccontare. Quando si parla di populismo, si vuole contestare che effettivamente la sovranità, la gestione spetti almeno idealmente al popolo. Quindi si contesta ancora una volta la Costituzione. Forse fuori dalla Costituzione, da quei principi che hanno comunque irrorato l'opera dei costituenti subito dopo la guerra. La Costituzione è del 48, sappiamo, viene promulgata nel 48, forse i contestatori sono quelli che ci accusano e ci attaccano secondo quella visione che è sostanzialmente totalitaria. Noi istintivamente abbiamo sempre propugnato quella libertà che purtroppo comporta anche sacrifici. Gesù oggi, là dove viene rievocata la sua vicenda finale, ce lo dimostra. Lui viene crocifisso proprio per l'espressione, anche, diciamo, oltre che per il grande amore per l'umanità, per l'espressione della sua libertà. È una persona che vuole essere libera fino in fondo, un vero uomo oltre che vero Dio, che vuole essere libero fino in fondo e che come tale viene messo in croce, perché il totalitarismo, il potere cieco, il potere assurdo, il potere non del popolo, che non riconosce la sovranità del popolo,
non può tollerare chi è libero. Ecco, questo è un po' nel rievocare oggi, nel richiamare oggi con profonda concentrazione quella che è la vicenda finale di Gesù, del Messia, richiama anche, o può richiamare anche, questi aspetti che per noi sono tutt'altro che secondari. Il collegamento fra i principi, i valori e il senso propugnati da nostro Signore hanno irrorato la nostra civiltà, ad essi noi siamo profondamente attaccati. E qui, se vogliamo, possiamo riprendere per la terza volta consecutiva il discorso sulla famiglia, perché non riusciamo a capire, io almeno non riesco a capire la posizione del Cardinal Bassetti quando mi viene a dire che riguardo al nucleo di questo fondamentale, di questa visione, mi viene a dire sì, noi siamo d'accordo, ma le modalità non crediamo siano quelle giuste, senza poi dirci quali sarebbero secondo lui e secondo la CEI le modalità esatte, perché questa è l'altra cosa che mi chiedo, l'ho chiesta domenica, per carità, non verrà mai a interloquire con noi, con questa meravigliosa radio che fa della libertà la sua espressione massima, ma però magari qualcuno glielo va anche a dire, cioè quello che non riusciamo assolutamente a concepire e a capire è come un popolo in questo caso legato a un'idea che è quella che ho illustrato 2 minuti fa, un popolo legato a questa idea pienamente compatibile con quella che è anche la storia, il versante politico della storia delle strutture della Chiesa, come mai questo popolo, che almeno qui da noi, rispetto a quelli che si dichiarano cattolici, costituisce più della metà probabilmente di quelli che tali si dichiarano, come mai sia avversato e sia visto come non cristiano, o comunque, ma neanche fra quelli che sbagliano, da mettere in serie C, perché quando ormai è chiaro a tutti che che spesso e volentieri purtroppo quando ci rechiamo in chiesa ci sembra di recarci nella sezione spirituale del PD più che andare in chiesa. Per carità, noi ci andiamo sapendo di incontrare il Signore, però ci farebbe anche piacere di non sentirci sotto questo aspetto estranei, perché questa poi è ciò che i nostri coloro che dichiarano di votare per la Lega, che coloro che si chiamano leghisti sentono sulla loro pelle. L'ho detto domenica scorsa, quando si trattava di avere a che fare con i comunisti scomunicati, gli atei scomunicati, la Chiesa ha avuto giustamente un atteggiamento di dialogo. Noi non veniamo veniamo messi in terza categoria all'ultimo banco, perché tanto siamo degli imbecilli che non capiscono. Noi non capiamo perché invece di trattare di cose fondamentali, che sentiamo fondamentali, come un capire adesso che senso ha e che funzione ha il matrimonio nella società, non capire come fare a ricreare un mondo produttivo, ricrearlo perché è stato distrutto in questi 40 anni dagli amici da quelli per i quali certamente propende il Cardinal Bassetti, cioè il PD, allora Partito Comunista, poi PDS, non so, ha cambiato 50 sigle, il PD. Per quale motivo non si possa parlare e discutere anche di quello, e non soltanto di povertà, come se i poveri fossero il carburante indispensabile per tenere in piedi la Chiesa, mentre dovremmo cercare di avere sempre meno povertà, sempre meno assistenza, sempre più possibilità di essere autonomi, di essere indipendenti, di essere liberi, e dall'altro lato perché correlativamente a questa povertà si debba parlare solo e soltanto di immigrazione e non di altro. Questo in fondo sarà anche sbagliato, ma che ce lo spieghino,
perché è sbagliato. Questo in fondo è il sentiero, è il tono, il rumore di fondo della perplessità del popolo leghista, che nella stragrande maggioranza, l'80-90%, è e si sente cristiano, anzi cattolico addirittura in larghissima parte. Ora, nel giorno delle Palme, proprio nel giorno in cui Gesù, con la sua donazione totale, salva l'umanità, ecco, la domanda che noi poniamo umilmente alle gerarchie ecclesiastiche, quelle italiane, alla CEI, è proprio questa: la deponiamo umilmente davanti a lui, gli chiediamo: ma spiegaci perché noi siamo ignoranti, siamo razzisti, non capiamo niente, siamo ancora convinti che i nostri figli debbano andare a scuola e frequentare le scuole per essere istruiti, anche se l'esempio non è certo il massimo, laddove si nota che chi ha poco più della quinta elementare o della media inferiore diventa segretario di un partito piuttosto che ministro della cultura e dell'università. Questo proprio va al contrario, cioè si direbbe che non serva affatto istruirsi, ma serva conoscere i meccanismi di un partito, che alla fin fine la conoscenza perfetta dei meccanismi di un partito ha qualcosa simile organizzazione che magari poi da altre parti diventa un problema, commette soprusi a carico delle comunità. Quindi questo vorremmo capire, su questo ci piacerebbe confrontarci, e su questo troviamo una chiusura che non corrisponde all'apertura delle braccia del Signore in croce, che è aperto a tutti, vuole parlare con tutti, salva tutti e non esclude assolutamente, con la sua misericordia, non esclude assolutamente nessuno. Ecco, questo è un po' il quadro che in questa Domenica delle Palme ci sembra coerente, ci sembra giusto porre alle gerarchie ecclesiastiche per poterci prima o poi comprendere. Certo, ci sono anche degli errori da parte nostra, perché per affrontare un tema di questo tipo occorre essere preparati, occorre saperlo affrontare, occorre sapersi porre. Non è certo conoscendo il cappellano del Parlamento piuttosto che il Monsignor tale o l'arcivescovo tal'altro che si riesce ad affrontare un tema di questo tipo. Occorre farlo in modo anche organico, saperlo fare, però va bene, sotto questo aspetto siamo carenti e avremo anche commesso degli errori, specialmente con la segreteria precedente. Adesso direi di no, direi che quantomeno siamo neutri, ma certamente un passettino, un'attenzione, un porgere l'orecchio sotto questo profilo, visto anche il fatto che sempre più le chiese si svuotano, sempre più la gente ha sfiducia in quelle che sono le organizzazioni anche laterali della Chiesa. Francesco, Tina, abbiamo ancora 5 minuti e una chiamata per voi. Sentiamo la chiamata. Sì. Buongiorno. Prego, ascoltatrice, può parlare. Pronto? Buongiorno, signor Francesco. Buongiorno. Senta, io sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto. Le voglio solo chiedere una cosa ne pensa dello scritto di Ratzinger in questo giorno? A me sembra che ha dato uno scossone tremendo con cui tutti dovrebbero fare i conti nelle gerarchie, come ha detto lei. Certo, a tutti contro, guardi cosa fanno con Salvini, però secondo me è uno scossone benefico, spero che ne tengano conto. Buongiorno. Grazie. Dunque, io per padre Ratzinger ho una storia di affetto, quindi per carità è chiaro che quello che fa io lo adoro, se volete, ho una storia anche personale nei suoi riguardi. Ora, padre Ratzinger secondo me non ha voluto assolutamente dare uno scossone, ha voluto esprimere il suo punto di vista ed ha detto che larga parte della corruzione all'interno della Chiesa discende dal fatto di aver abbandonato
lo sguardo al volto di Dio, lo sguardo a Dio, e nell'aver sostituito delle teorie del 68, lo dice espressamente, teorie di sinistra, un linguaggio di sinistra, io aggiungo, è una questione che abbiamo anche trattato, il linguaggio di sinistra a quello che è il linguaggio essenziale, fedele, diretto, eterno del Vangelo. Ecco, Francesco, abbiamo ancora una chiamata per voi, il professor Andrea Rognoni. Ah, pronto Francesco. Ciao Andrea, carissimo. come stai? Buona. Allora io non ho più parole, perché la domenica mattina senza la tua trasmissione è diventata una giornata uggiosa, più di quella che questa primavera che sembra. Hai detto cose tutte importanti, interessanti, come al solito, come fai tutte le domeniche. Sulla questione di Ratzinger io mi sono appuntato anch'io ieri nella mia trasmissione, perché io non voglio parlare di spiritualità e di religione, perché preferisco parlare di arte e cultura. Tuttavia, l'intervento oramai molto discusso, anche se obliato dalla cultura di sinistra che fa finta che non esista più Ratzinger, quell'intervento ha suscitato scalpore per il modo con cui culturalmente affronta il problema, perché quel Papa lì è un faro, e fortunatamente c'è ancora, è un faro di cultura enorme, a cui attingiamo ancora. Allora il signor Crozza, in una infelice trasmissione, perché ce ne sono state delle altre in cui ci ha fatto ridere e ci ha fatto pensare bene, ma davvero l'altro ieri sera è deviato da quella che può essere il minimo buonsenso. Sostiene che il Ratzinger non abbia capito niente del 68, ma probabilmente la mente del Crozza, pur arguta, non riesce ad arrivare a livello di Ratzinger. E quando Ratzinger dice che il 68 è stato negativo per la Chiesa, vuol dire che ha creato una destabilizzazione emotiva all'interno della Chiesa, pur partendo da lontano, pur partendo da un mondo che con la Chiesa non aveva niente a che fare, però è riuscito a penetrare, è riuscito a entrare come un ariete morale, culturale, e ha devastato il territorio ecclesiale. Come la pensi tu? E chiudi pure, perché sottoscrivo tutto quel che hai detto. Tutto. Hai detto delle cose perfette. E questo dibattito è importante anche all'interno della Lega, perché guardate che, avendo noi un ancoraggio fortissimo col diritto naturale di queste cose, di questi argomenti, dobbiamo essere partecipi, non solo a livello così in queste nostre umili trasmissioni, bellissima quella di Andrea, che è una trasmissione stupenda, la nostra è poca cosa, però ecco, il senso, la parola del popolo, il saper agganciare questi aspetti, perché è nutrimento per il nostro popolo. Tina in questo è l'espressione massima, secondo me, quando riduce a parole semplici, essenziali, il sentimento, il senso di questa profonda, necessaria, proprio direi consustanziale legame con la cultura cristiana. Comunque sono rimasta anch'io zitta ad ascoltarti. No, figurati, è bellissimo. Ma sei tu che devi, tu sei quella che sa sintetizzare quelle che sono quello che deve essere il senso del nostro popolo rispetto a questi problemi che sono fondamentali, perché non andiamo da nessuna parte se non li affrontiamo. Sì, comunque hanno detto bene, il 68 effettivamente ha cambiato qualcosa. Questo sì. È da lì che è partito un attimino poi tutto questo cambiamento, però non dimentichiamoci comunque che la Chiesa nel tempo un po' anche entra nella politica, e anche lei stessa è sempre ha avuto dei cambiamenti, quindi questo non dimentichiamo. Quindi tu dici potrà averne ancora, in definitiva. Tu dici potrà averne ancora. Vediamo. Con questa speranza Giulio Cesare Carnelli, il nostro grande regista, salutiamo anche Roberto Colombo, altro grande regista, ci dice che abbiamo finito, perché dobbiamo lasciare a Lombardia, amore mio, al nostro poeta Leone, di questa meravigliosa Radio Libera. Allora noi ci sentiamo per gli auguri di buona Pasqua domenica prossima alle 11:30 invece che alle 10:30. Esatto.